Duplice delitto di Cison, si cerca il trentenne tossicodipendente sparito dal giorno dell'assassinio dei coniugi Nicolasi. Senza un colpevole, in paese restano paura e inquietudine. Due senegalesi e un albanese in cella dopo la rapina ieri sera alla farmacia di Silea. Potrebbe trattarsi di una banda che nella Marca ha già colpito 5 volte. Spaccio di droga in centro a Treviso, arrestato dalla polizia locale un nigeriano richiedente asilo, ma questa volta si tratta di un grossista che riforniva di stupefacente altri pusher. Doppia operazione di finanza, i carabinieri a Bassano tra prostituzione e frode fiscale, 5 arresti tra Vicentino e Trevigiano, a Trevignano e Risepio X. Elezioni politiche dai vertici regionali di PD e Movimento 5 Stelle, un no secco all'ipotesi di eventuale accordo di governo. Per il politologo Paolo Feltrin, scenario con un governo di scopo. Improvviso dramma nella famiglia del candidato sindaco di centrodestra di Treviso Mario Conte, la sorella cinquantenne è morta nella tarda serata di ieri, stroncata da un malore. Vagava da 18 giorni senza che nessuno riuscisse ad avvicinarlo, stanotte il cane Biagio è ritornato tra le braccia della volontaria che lo aveva accolto. Domani dalle 21:15 la diretta per raccontarvi con immagini e voci il tradizionale processo a Veccia, a Ponte Dante a Treviso, una tradizione imperdibile. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre tornando a Cison di Valmarino con il terribile duplice omicidio a ormai quasi una settimana dal massacro dei coniugi Nicolasi. Si cerca il trentenne sparito dal giorno dell'assassinio di Loris e Anna Maria e che potrebbe essere coinvolto molto concretamente nell'omicidio, anche se le indagini restano aperte e senza un colpevole. In paese c'è pochissima voglia di parlare per un paese appunto che rimane in preda all'inquietudine e alla paura. L'ipotesi del balordo, il gesto d'impeto di una persona fuori controllo, se davvero giovedì scorso a Rolle fosse andata così, sono diversi i tasselli che troverebbero una collocazione. È una pista che stanno battendo gli investigatori, quella del trentenne tossicodipendente del posto, per sciogliere il giallo del brutale omicidio di Loris Nicolasi e della moglie Anna Maria Agnola. Dal giorno del duplice delitto l'uomo noto in zona non si trova e l'inquietudine tra i residenti è palpabile. Fintanto che non si trova, non si risolve il caso, siamo tutti preoccupati, ma penso sia logico, sintomatico, una roba del genere. Fintanto che non si sa i motivi di questi due delitti, siamo tutti preoccupati, insomma. Oddio, non vuol dire che passasse anche da queste parti i discorsi via, certo, però il giorno che corre oggi può essere benissimo qualsiasi, nel senso che anche a ogni momento può arrivare qualcuno che porti... può fare qualcosa. Certo. I carabinieri lo stanno cercando. Secondo quanto riferito ai militari, i Nicolasi lo avevano cacciato dalla proprietà la mattina del giorno prima, dopo averlo sorpreso a trovare riparo per la notte proprio lì da loro. Se possa essere coinvolto è tutto da stabilire, ma il delitto d'impeto di qualcuno sotto l'effetto di sostanze che, come emerge nelle ultime ore, possa aver agito usando un coltello afferrato in cucina spiegherebbe l'efferatezza di una carneficina priva finora di un effettivo movente, compiuta in un posto impervio anche per chi dovesse poi cercare una via di fuga, un modo per allontanarsi. I carabinieri devono ancora sentire il figlio della coppia, Eddie, mentre Katiuscia, la figlia, attende il nulla osta alla sepoltura. La procura prende tempo, i corpi saranno cremati, ulteriori esami diventerebbero impossibili, per le esequie ci sarà da aspettare ancora e anche un borgo come Cison, che si è scoperto vulnerabile, resta con il fiato sospeso. Bisogna stare sempre attenti perché oramai una volta si le porte tranquillamente aperte, mi specialmente, tutto quanto, e adesso se si chiude vuol dire che c'è un pericolo. Due cittadini senegalesi, un cittadino albanese in cella dopo la rapina ieri sera alla farmacia di Silea, con il panico tra i dipendenti e i clienti che erano ancora all'interno del locale. Potrebbe trattarsi di una banda che nella Marca ha già colpito 5 volte. Hanno dato l'assalto in due alla farmacia internazionale di Silea, pistola, coltello, volti travisati, 1.200 euro, bottino compreso il contenuto dei portafogli di due clienti.
Appena usciti dal negozio sono saliti nell'auto in cui li aspettava un terzo complice, ma sono stati catturati dalla polizia, che sul terraglio aveva allestito un posto di blocco. Determinante l'allarme dato dal farmacista fuggito sul retro. In manette sono finiti 2 senegalesi di 40 e 44 anni di Casiere e un 22enne albanese di Silea, tutti incensurati. Non è escluso che si tratti degli stessi banditi che hanno rapinato 2 sale slot a Susegana e Treviso, gli uffici postali di Frescada e Biancade e l'Old Wild West sempre di Silea. I 3 armati di una pistola e di un coltello e travisati hanno tenuto in scacco il personale della farmacia e i clienti per riuscire nell'intento di rapinare una somma di denaro che è stata stimata intorno ai 1.200 euro. Successivamente alla loro fuga sono stati immediatamente bloccati e tratti in arresto. Un cliente è stato fatto dunque sedere a terra, una donna per lo shock è svenuta sul posto, è stata fatta arrivare un'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso dove è stata tenuta in osservazione e quindi dimessa. Nel covo di Casier, dove la Clio in fuga era diretta, auto che ha rischiato di travolgere un agente nelle concitati fasi dell'arresto, 9 dosi di cocaina. In auto la pistola a giocattolo usata per la rapina, il coltello, i berretti. Le indagini ora proseguiranno. Il sospetto è che il terzetto, rinchiuso ora in carcere a Santabona, abbia già colpito ripetutamente. Non escludiamo nessuna ipotesi, verificheremo sotto la guida dell'autorità giudiziaria anche queste situazioni. Parliamo di spaccio di droga in centro a Treviso, nel capoluogo della Marca, con l'operazione della polizia locale che è riuscita ad arrestare un nigeriano richiedente asilo. Stavolta però non è un pusher, uno dei tanti pusher della zona, ma un grossista che riforniva gli spacciatori. Lo tenevano d'occhio da diverse settimane. Ieri gli agenti della polizia locale di Treviso sono riusciti ad arrestarlo mentre stava per andare a rifornire gli spacciatori al dettaglio in centro città. Si tratta di un nigeriano di 24 anni, richiedente asilo. Aveva la base in un appartamento lungo il Put. Quando ieri sera, intorno alle 19:30, è uscito di casa in bicicletta, i vigili appostati l'hanno inseguito e fermato. Il nigeriano ha tentato di scappare, c'è stata una colluttazione. Alla fine il 24enne è stato bloccato ed arrestato. Addosso gli sono stati trovati 25 grammi di marijuana, ma il grosso gli agenti l'hanno trovato nell'appartamento: 6 etti di marijuana, una dose di cocaina, bilancini di precisione, 4 cellulari e poi 1.330 euro in contanti ed una carta di credito collegata ad un conto intestato allo stesso nigeriano sul quale risultavano versamenti per 2.500 euro. La PL per contrastare lo spaccio di droga sta mettendo da tempo in atto questa azione per risalire diciamo così ai capifila dello spaccio, cioè a quelli che riforniscono poi gli spacciatori. All'interno dell'appartamento sono state identificate altre 5 persone, 3 uomini e 2 donne, tutte di nazionalità nigeriana, alcuni con precedenti per spaccio. Le indagini della polizia locale continuano. Questo ci fa andare avanti ancora con convinzione e determinazione per risalire proprio ai responsabili, ai cosiddetti pesci grossi. Vogliamo arrivare a quelli perché il contrasto allo spaccio, il contrasto allo spaccio di droga è uno degli elementi importanti nella nostra politica per la sicurezza in città. Una doppia operazione di Guardia di Finanza e Carabinieri a Bassano contro prostituzione ma anche contro frode fiscale nello stesso ambito, nella stessa indagine, e ci sono 5 arresti tra Vicentino e Trevigiano. Avevano avviato una più che fiorente attività di sfruttamento della prostituzione mediante l'affitto a nome di società inesistenti di appartamenti tra Bassano, Montebelluna, Vicenza, One di Fonte e Castelfranco, che venivano a loro volta subaffittati a lucciole. 2 filoni distinti di indagini condotte in primis dai carabinieri di Bassano e quindi seguiti dalla Guardia di Finanza hanno portato all'arresto a vario titolo di 5 persone oltre a 3 indagati. Reati che vanno dallo sfruttamento della prostituzione all'emissione di fatture false.
Le menti due bassanesi, Claudio Fiorese, 48 anni, e Denis Pavin, di 45. In manette anche una donna, la 44enne Paolina Maiolo, residente a Monteviale, Galliano Nasato, 69 anni, di Trevignano, cui era intestato uno degli appartamenti posto sotto sequestro a Montebelluna, e Massimiliano Mastroianni, 52enne, di Riese Pio X. Il tutto è partito da diverse segnalazioni dei cittadini e anche ai nostri carabinieri di quartiere di Bassano, che ci hanno portato a scoprire un giro che ha gestito in media almeno 15-20 appartamenti fra le province di Vicenza e Treviso, per una media che andava anche oltre le 30 prostitute, anche transessuali, con un giro d'affari veramente notevole. Un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro, fisco evaso per 4 milioni. I titolari della cosiddetta impresa fornivano un servizio all inclusive alle prostitute, contattate via web, cui cedevano gli appartamenti a prezzi da capogiro. Un affitto di 500 euro quanto fruttava queste persone? Un affitto di 500 euro poteva arrivare a fruttare anche oltre 3.000 euro al mese. In realtà era un gioco che fruttava sia ai locatari che alle prostitute, visto il giro d'affari delle lucciole che guadagnavano anche 700 euro al giorno. Nel contesto, dicevamo, la Finanza ha condotto l'indagine su società cartiere gestite dagli stessi indagati, una in particolare una fantomatica azienda di impianti elettrici. Non vantava personale, non vantava macchinari, attrezzature, e dimostrava allo stesso tempo però un importante movimento di denaro. Le indagini continuano. La politica adesso con il rebus delle alleanze per formare quello che dovrebbe essere appunto un governo a giorni, il rebus da Roma che rimbalza ovviamente anche in Veneto, dai vertici regionali di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle un secco no all'ipotesi ventilata anche in queste ore di un'alleanza appunto tra Grillini e Dem. Impossibile, un giorno ci mettono di vicino alla Lega, un giorno vicino al PD, ma perché non sanno quello che dicono. Sono andati avanti per 5 anni a denigrare tutto il lavoro che stavamo facendo, a dire che noi siamo collusi con questo e con quell'altro. A questo punto cerchino di trovare la quadra con qualcun altro, certamente non con il PD. Per i vertici regionali, da una parte e dall'altra, non ci sono discussioni. Un governo Movimento 5 Stelle e PD è impossibile, nonostante voci di segnali di apertura del numero 1 Di Maio con i Dem senza Renzi. Dal Veneto è levata di scudi. Abbiamo sempre detto non si fanno alleanze e non ne faremo, perché non possiamo metterci vicino con chi ha distrutto questo paese. Quindi il Movimento 5 Stelle va avanti da solo, ma non perché ha la verità in tasca, perché ha la fiducia dei cittadini. Siamo la lista più votata largamente in tutta Italia, la seconda più votata addirittura anche qua in Veneto. Invito tutti quanti a tornare indietro con la memoria 5 anni fa, a quella bella diretta streaming in cui l'allora candidato premier del centro-sinistra proponeva un accordo al Movimento 5 Stelle con un senso di responsabilità per governare il paese, e siamo stati sbeffeggiati in diretta e anche nei giorni successivi. Cioè non è che la responsabilità è a fasi alterne. Idem dicasi per un avveniristico patto con la Lega. Il Movimento 5 Stelle lo rigetta in pieno e il segretario regionale del PD va oltre. Come estrema ratio io non vedrei male che il partito potesse addirittura decidere di fare un referendum per cambiare la linea politica qualora del caso, perché noi dobbiamo rispettare i cittadini e gli elettori che hanno deciso che rimaniamo a fare opposizione perché ci hanno dato pochi voti. Però non possiamo diventare il soccorso a chi ha invece speso tutta la campagna a dire che bisognava cambiare segno. E dunque che accadrà? Se lo chiedono tutti. Per il politologo Paolo Feltrin c'è un'unica possibilità concreta senza andare al voto subito. La prima soluzione è un governo di minoranza. Come può sopravvivere un governo di minoranza? Grazie alle astensioni. Governo di scopo limitato, perché questa è la legislatura che durerà poco, e che ha due obiettivi: riforma costituzionale, legge elettorale, e il terzo corollario obiettivo, 3 obiettivi, mantenere gli impegni europei. Convinta di una impossibilità di un accordo Lega, Movimento 5 Stelle, anche la neoparlamentare del Carroccio Angela Colmellere, protagonista, lo ricorderete, di un caso mediatico poco prima delle elezioni.
Nella nutrita schiera di parlamentari di centrodestra, usciti vincitori dalle urne, c'è anche Angela Colmellere, finita nella bufera nelle ultime settimane di campagna elettorale per la famosa foto che la ritraeva al poligono con la pistola in mano. Polemiche che non sembrano aver nociuto alla sindaca di Miane, che ha fatto della sicurezza e della modifica della legge sulla legittima difesa un punto di forza della sua campagna elettorale. Noi se dovessimo andare al governo sicuramente partiremo da qui, quindi da rivedere anche quella che è la legge sulla legittima difesa. La foto fatta è stata sicuramente strumentalizzata molto, ma per fortuna ci sono state delle persone che sono state in grado di andare oltre a questa polemica e capire realmente che il mio intento e quindi il mio messaggio non era quello di farsi un far west, ma di rivedere sicuramente la legge, perché è necessario tutelare quelli che sono i nostri cittadini. Sui futuri scenari politici Angela Colmellere non si sbilancia. Nel fine settimana sarà il segretario Matteo Salvini a fare il punto dei primi colloqui con i parlamentari del Carroccio. Quel che è certa per la neoparlamentare eletta alla Camera con il plurinominale è la distanza abissale dell'idea dello Stato tra Lega e 5 Stelle. Io credo che il programma proposto dai 5 Stelle sia molto ben lontano da quelli che sono i programmi della Lega. Vedasi appunto il reddito sulla cittadinanza. Io sono un sindaco e quindi come tale leggo quelli che sono i bisogni del mio territorio e della mia cittadinanza. Da me non è mai venuto a chiedere una persona non è mai venuta a chiedere un contributo fine a se stesso. Da me le persone vengono per chiedere lavoro. Noi partiamo dal lavoro. I 5 Stelle hanno una posizione completamente diversa su questo. Non credo si rivederanno. Ed ora il dramma, e torniamo alla cronaca che sta vivendo la famiglia del candidato sindaco per il centrodestra a Treviso, Mario Conte. La sorella è morta nella tarda serata di ieri, stroncata da un improvviso malore. Si è sentita male in casa, colpita forse da un infarto. I paramedici del SUEN 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma inutilmente. Un gravissimo lutto ha colpito ieri sera il capogruppo della Lega di Treviso e candidato a sindaco del centrodestra Mario Conte. È morta la sorella Claudia, 51 anni. La tragedia nella sua abitazione a Porcellengo di Paese, dove Claudia viveva con il marito Andrea Zuin, ufficiale dell'aeronautica in servizio all'aeroporto di Strana, e i figli Matteo e Nicoletta di 25 e 20 anni. Attualmente era casalinga, ma in passato aveva lavorato anche lei proprio alla base di Strana. La 51enne lascia nel dolore anche i genitori Luisa e Giovanni. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella chiesa di Porcellengo. Tantissimi i messaggi di condoglianze arrivati in queste ore alla famiglia e a Mario Conte, tra cui quello del sindaco Giovanni Manildo, della Giunta e dell'intera amministrazione comunale. Siamo vicini a Mario in queste ore di profonda tristezza, ha commentato Manildo. Tutta l'amministrazione rivolge a lui e alla sua famiglia un messaggio di cordoglio e di piena vicinanza. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, poi ancora notizie dalla Marca. Eccoci in studio, il telegiornale di Treviso con un caso che fa discutere in queste ore: dieta vegana in gravidanza, e per questo 2 bimbi di appena 6 mesi vengono ricoverati in ospedale. Bimbi ricoverati in pediatria con grave deficit di vitamina B12 a causa della dieta vegana delle mamme durante la gravidanza. 2 i casi che si sono verificati negli ultimi mesi all'ospedale Cafoncello. I piccoli, entrambi di 6 mesi, accusavano un grave ritardo psicomotorio, difficoltà a stare seduti, a tenere la testa eretta, ad articolare i movimenti come dovrebbero fare i neonati a quell'età. Gli accertamenti sanitari hanno dimostrato che il ritardo era da imputare ad una grave carenza di vitamina B12 conseguente all'alimentazione priva di cibi di origine animale, carne, pesce, uova e latticini, effettuata dalle mamme durante la gestazione e l'allattamento. Una dieta, quella vegana, che può portare, ammoniscono i medici, a carenze con danni anche irreversibili se non gestita in maniera adeguata. Faccio l'esempio, per esempio quello della vitamina B12 è tipico perché può dare un danno neurologico e quindi una alterazione dello sviluppo psicomotorio del bambino, ma non si ferma lì. In realtà molte delle condizioni di carenza che saranno presenti per tutta la vita se non gestite in maniera adeguata possono determinare anche altri tipi di malattie proprio da carenza di vitamina, e a livello del fegato, a livello del midollo. Molto meglio invece è il vegetariano.
che introduce un'adeguata quantità di proteine di solito non ha nessuna problematica, salvo nei bambini molto piccoli. Nei casi dei 2 bimbi trevigiani fortunatamente si è intervenuti in tempo, così da scongiurare danni permanenti. Certo che la diffusione di diete vegane impone, a maggior ragione nel caso di donne in gravidanza, uno stretto controllo medico. Devono essere sempre seguiti da esperti, non possono autogestirsi se non sono loro stessi degli esperti, perché il rischio di carenza è troppo alto, con dei danni importanti sull'accrescimento fetale. 3 anziane truffate nella Castellana. I carabinieri di Castelfranco e Vedelago hanno attribuito i 3 raggiri a una 44enne arrestato 2 settimane fa nel Bassanese. Avrebbe truffato 3 anziane anche nel trevigiano Maurizio Savarese, il 44enne di origini campane, arrestato 2 settimane fa dai carabinieri di Bassano del Grappa, mentre cercava di raggirare l'ennesima vittima. Il malvivente, tuttora in carcere, metteva in atto insieme a un complice la truffa del finto avvocato. Con una telefonata il complice avvisava la pensionata di turno che il figlio o un familiare aveva avuto un incidente e che servivano immediatamente i soldi per pagare un avvocato. Quindi si presentava alla porta Savarese, che andava a riscuotere. Nella Marca gli vengono contestate le truffe del 20 dicembre a un 80enne di Castelfranco che gli aveva consegnato monili d'oro per 8.000 euro. Il 10 gennaio a una 88enne di Vedelago che gli aveva dato 500 euro. E il 16 febbraio a una 77enne di Godego che gli aveva affidato preziosi per 2.000 euro. Le vittime lo hanno riconosciuto dalle foto e la sua posizione quindi si aggrava ulteriormente. A Paese ora con un'importante novità per un'opera molto attesa. Vediamo. La strada è chiusa oggi, voi avete visto, proprio perché stanno facendo gli ultimissimi lavori. Quando si riapre non si riaprirà più Via Verdi vecchia, ma la strada nuova. Paese, Via Verdi, la principale strada di comunicazione con Quinto, è da oggi chiusa per consentire l'ultimazione dei lavori dell'attesissimo sottopasso ferroviario. I lavori, ripartiti a settembre, stanno finalmente per concludersi. Ormai ci siamo, io credo, vorrei dire 15-20 giorni, il tempo è inclemente in questo periodo qua. Un mese, diciamocelo, lasciamocelo pure come margine operativo, ma il sottopasso si apre ormai. Un'opera pubblica molto attesa dai residenti di Quinto e Paese, costretti da anni a soste lunghissime ogni volta che si abbassano le sbarre del passaggio a livello, con code che si allungano fin sulla Castellana. Un cantiere davvero infinito, quello di Via Verdi, inaugurato nel novembre 2013, ha subito prima una serie di rallentamenti per imprevisti, dagli ordigni bellici all'inserimento del monolite, poi lo stop di 2 anni, quando nello scavo si è scoperta una discarica abusiva, rifiuti di fonderia e materiali inerti, l'area che deve essere bonificata e costi che lievitano ben oltre il previsto. Finalmente a inizio autunno arrivano i fondi ed i lavori sono ormai al termine. Serve ancora qualche settimana di pazienza, con disagi ancora maggiori del passato, visto che la strada principale di collegamento tra i 2 centri è chiusa. Chiedo ai cittadini di Quinto di portare un attimo di pazienza, perché siamo sì vicino, ma in questi giorni è in corso l'ultimazione del sottopasso di Via Verdi, che in giro di qualche settimana darà un accesso diretto ai miei cittadini senza attendere il passaggio del treno. Aveva commosso tutti la vicenda del cagnolino randaggio Biagio, lo ricorderete, che vagava da 18 giorni nella zona della chiesa votiva a Treviso senza che nessuno riuscisse ad avvicinarlo dopo una terribile storia. Ebbene, questa notte è arrivato il lieto fine. Si è conclusa questa notte la lunga fuga di Biagio, il cagnolino che a Fonte, lungo la strada provinciale, aveva vegliato per 2 giorni la compagna investita e uccisa da un'auto. Non senza fatica il randaggio era stato avvicinato e preso in carico da una volontaria. Alla fine aveva trovato famiglia nella zona di Sant'Antonino a Treviso, poco lontano dalla chiesa votiva. Poi, una domenica pomeriggio, era scappato saltando la rete. Un intero quartiere si è mobilitato per lui cercandolo a tutte le ore, notti comprese. Ieri sera è stato avvistato alle 11:30, è scappato alle 3 di stanotte, praticamente è entrato, e noi che eravamo lì che lo aspettavamo, scalze in giardino, siamo uscite e praticamente la ragazza che l'ha tenuto in stallo per 2 mesi si è messa davanti al buco, io ho mandato fuori il cagnetto con cui lui aveva condiviso i 2 mesi, e sono uscita e siamo riusciti praticamente a catturarlo, perché lui ha riconosciuto la Nicoletta e si è avvicinato e finalmente è finita sta disavventura. Ha vagato per 18 giorni, la paura è che venisse a sua volta investito. Quel poco che ha mangiato lo ha preso dal giardino della casa da cui era fuggito.
Ora è un po' malconcia, una ferita a una gamba ed è molto dimagrito, ma complessivamente sta bene. Rimane che abbiamo veramente capito che c'è tanta gente che ancora ha la sensibilità nei confronti degli animali e che comunque tutti hanno voluto darci una mano e che comunque sì, gli animali fanno parte un po' della famiglia. Ora Biagio resterà con la volontaria di Castelfranco che l'aveva accolto per prima e che inizierà insieme a lui un percorso di addestramento. La storia del lieto fine è una tradizione che si perpetua, quella della festa, dell'evento del processo Avecia a Ponte Dante a Treviso, un evento che domani dalle 21:15 Antenne 3 seguirà in diretta, minuto per minuto. Ed ecco l'applauso, con questo fuoco noi ci liberiamo. Una delle tradizioni più antiche della Marca per il perpetuarsi della tradizione, e poco importa che il capriccio del caso abbia fatto in modo che lei, l'Avecia, quest'anno venga processata e mandata a rogo proprio nel giorno dedicato alle donne, l'8 marzo. Alla tradizione non si comanda e la tradizione è ferrea, secondo giovedì di Quaresima, da sempre. Ed anche quest'anno il processo è Avecia, in scena a Ponte Dante, vede la protagonista principale con un nome che è tutto un programma. Checca Prometto, vedova Mantegno, recita l'epigrafe affissa in questi giorni e che continua. Lo annuncia quei pochi botteghieri che insieme ai supermercati, latterie, formaieri e osti idopera tutti il lievito per aumentare i prezzi. Tutto secondo copione per l'evento che compie 52 anni nella sua kermesse moderna a Ponte Dante e attira dalle 3 alle 4.000 persone. Uno spettacolo unico e una festa immancabile, quella organizzata dal gruppo folcloristico trevigiano, con la collaborazione di tante associazioni del territorio, come il gruppo storico Selva Nostra e gli immancabili alpini, con il contorno di panini, pinza e vin brûlé. In attesa del processo vero e proprio, l'accusa sostenuta dal conte Calsina, la difesa condotta da Ildebrando Ugone Imega e poi la sentenza del giudice Saltabussola Tarquinio. Qualche anticipazione sulle motivazioni dell'accusa, dal nuovo regolamento del verde alle piste ciclabili, a Piazza Santa Maria dei Battuti e Piazza Rinaldi, solo alcune delle frecciate in arrivo per Checca Prometto, le magagne cittadine da denunciare. Introduzione dell'evento con balli e canti dalle 20:30, il processo vero e proprio a partire dalle 21:15 e le telecamere di Antenna 3 saranno proprio in diretta da quell'ora e fino alla fine attorno alle 22:40 per mostrarvi e raccontarvi minuto per minuto la grande tradizione del processo Avecia che affonda le radici dal fine 800 per mantenersi sempre viva. Un racconto per immagini e voci, quello di domani sera, da non perdere assolutamente. Questo dunque è un appuntamento imperdibile di domani sera dalle 21:15, ma cosa ci propone Antena 3 questa sera? Dopo il TG, subito dopo il TG, come sempre c'è 20:10, la grande politica, e ospite in studio di Ferdinando Varino c'è Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle Veneto, e dunque per parlare di quello che accadrà, il titolo infatti è tutto un programma, 5 Stelle da record, e adesso, domanda un po' che si fanno tutti in queste ore, e poi alle 21:15, come sempre, come ogni mercoledì, torna la Zanzega, quindi torniamo a parlare di tradizione e di cultura, e questa sera al tavolo della Zanzega con il nostro Lele Marcassa si parlerà del Raboso, la sua storia legata alla Repubblica di Venezia e alle terre del Piave, antichi sapori, preparazioni moderne e aneddoti di un vino e della sua terra. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Festa della donna all'insegna del sole, il tempo concederà una breve pausa primaverile con temperature decisamente miti. Nel dettaglio sul Veneto, grazie alla rimonta dell'anticiclone, sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo, ampio soleggiamento su tutti i settori dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 12 e i 14 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.